Arriva a casa, è tornata mia cugina dall'America. Sono stato senza la macchina, non ho parlato con lei. 164 Paolo Divini, 4, 18 e 50. E poi intervento Cassano Magnaco, su KTM 2,5, 4 tempi. Ha registrato un 4 giusto e 91, mentre è pronto a partire Federico Feila del Hunter. Sono arrivati Luca Ghislandi 4,14 e 7 e Alessandro Scandella, che evidentemente ha avuto un problema. 1,20, seguito da Davide Soreca in lista per il mondiale enduro a 3,51,70, 50 centesimi dal mio tempo. Matteo Luison è partito per il motoclub Desio su Honda CRF 504 tempi in gara per l'Etro Senior. Gioca in casa, gas Marcello, gas! Matteo Luison ha concluso in 4:06:36. Stefano Dogliotti al via per il Cairo Montenotte su Beta 3,5, 4 tempi. Via per il Ponte dell'Olio su Aschi 2,5, 2 tempi in gara per la classe E2 Under. Giovanni Pulcini, Lorenzo Gamba, Marcello Messi, Stefano Dogliotti, Paolo Buscone, Matteo Curati. Eccolo che ce la facciamo. Via, 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 via. Davvero. 17,92. Ecco che arrivano col numero 152 e col numero 149 Andrea Giuseppe Zanenga 4,17,01, Thomas Viviani 4,34 e 78. Con il 158 Riccardo Buscone del Valli Oltrepo, chiama a 125 2 tempi in gara per la classe E1 Senior. Nick con il 165. Con il 161 è pronto Matteo Gatti del Setterpedano, sempre sul Lucianoni è partito per il motoclub mondiale 156 30, mentre con il 156 Marco Sordo 409 e 23. Evidentemente il peccato così per riflettere del passaggio dei piloti precedenti. Ecco il 162 sale a traguardo Fabio Agustoli, il nostro Fabio Agustoli, 49. Qui i tempi si sono alzati. Con il 167 è partito il mio amico Paolino Cacciavellani del motoclub AMX su GM 254 tempi in gara per la classe E1 4 tempi senior. Cosimo
Pagnini, anche lui in linea per gli ultimi tempi, 4:19:89, all'inizio 28 secondi. Anche lui nella classe 2 tempi under. Qua! Anche Andrea Zambetti con il 162, Andrea 4:33. Paolo Cacciavellani 4:31:35. Alberto Sparazzo del Motoclub Carne, usa per cui non può tempi. 4 tempi under. Alessio Levi. Daniele Sorato. Vai! No, non è il 10-50. Ma va questo qua col 50. Porco cane. In gara per la categoria E3 Under. Castellana del David Fornaroli sta concludendo la sua prova, il numero 28 Francesco Pasqualetti col tempo di 4:00:12, seguito dal 21 Mattia Ferrari, il nostro Mattia Ferrari, su squarna 302 tempi, in gara per la categoria E3 Under. Conduce partito Luca 46, ottimo quarto tempo temporaneo. Che se la sta giocando a fare punti con Aresi. Federico Aresi
ha registrato un 3.56,19, mentre Alessandro Esposto 3.56 posizione, sempre riferito alla classifica del Cross 2. Nella classe E3 Senior. (58.04). Il via per Diego Nicoletti del Tria David Fornaroli, 23,5-4 tempi, in gara nella classe E2 Senior. Intanto Andrea Castellana ha concluso con un ottimo 3.52,70, terzo tempo di mancia. 2,5-4 tempi, in gara per le 1 4 tempi Senior. Il numero 2 al via Matteo Bresolin, mentre è partito Davide Soreca, ricordiamolo, in lista per il mondiale, in sella alla sua Yamaha 125 2 tempi, oggi in gara per le 1 2 tempi under. 52,07 secondo tempo di manche. Jordi Carriol 3,55,69. Jordi Carriol neanche farlo apposta, ma ricordiamo che questi due ragazzi si stanno giocando la testa della classifica del campionato italiano. Matteo Cavallo 3,58,22. Nicolò 3,52,21. Ottimo quarto tempo per Nicolò Bruschi a soli 5,93. Questa posizione. Guarda ora Pietro Fini del motociclista Rossolo. Tempo e si porta al secondo posto di manche a soli 3,85 dal leader Gianluca. Con il 46 è pronto Alessandro Talamo del Bikers Palermo, in sella alla sua vita 2,52 tempi. Oggi con il numero 2 è transitato Matteo Bresolin 3,50,89. Si porta in quarta posizione. Al via il numero 44 Tommaso Bracco del Col di Ferentini su Aschi 125 2 tempi. Ivan Boetti è pronto al via del Dipolto Racing Sport K300 2 tempi in classe E3 under. Riccardo Piacenza del Val di Bure Pistoiese in sella alla sua meta 2,5 2 tempi che gli permette di salire a un ranking interessante al 18° posto. Paolo Bernardi 3,51,70. Settimo posto di 57 Andrea Manarin 4,04,39. Matteo Manenti dell'Armei KTM 2,52 è partito ora, mentre è arrivato con il numero 53 Michele Musso, ha registrato un buon 4,03,49. Davide Guerrieri è pronto
della serie cadetti in prova per la classe E1 4 tempi senior. KTM 3,50 4 tempi classe E2 under. Con numero 71 Matteo Manenti 4,13,83. L'Alto Martini Gianluca guida ancora la classifica con il miglior tempo di tutta la giornata. Tutto largo, tutto largo. Con il 78 Michael Agnelli 4,08 e 28. Con l'85 pronto Alessandro Borghi. Valtimura Pistoiese, Yamaha 125 2 tempi, classe E1, 2 tempi senior. Ha finito il suo giro, giù dal via per il Ragni di Fabriano, classe E2S su Honda, 4,5, 4 tempi. Matera Cadetti 5 2 tempi. Ha concluso nel frattempo Damiano Lorenzelli 4 12 e 33. Lorenzo Pastore Granazzo con Monticello 82 Alessandro Scandella 4 08 52. Stavamo aspettando Marco Montelaghi, un ottimo 3,57 e 85 che gli permette di inserirsi in 28esima posizione. Fabio Carizia 4,08 e 4. Motoclub Romance 2200, 2300, 2 tempi. Male perché intraggiano traffico. Collaboriamo per cortesia. K125 con il 148 è pronto Marcello Medici del Motoclub AMX di Reggio Emilia, KTM 3,5 4 tempi. Con il 126 Filippo Carbone 4,08 e 12. Tiziano Interno e 2 senior. Con il pezzo Motoclub la marca trevigiana K300 2 tempi. Michele Sonzogni, Stefano Degliotti, Paolo Capellazzi, Andrea Corli e Tommaso Caravita. Vieni giù, Andrea, vieni giù, vieni giù. Tommaso Montanari in quarta posizione, seguito da Jacopo Cerutti, Matteo Breser, Fabio Aguzzoli, su Suzuki 250, 4 tempi. Forza Reggio! Con il tempo di 4-3 Riccardo Buscone al via per Valli Oltrepo. Vai in latte. Con il 135 Cristiano Interno 4-14 50. Stefano! Dai, un po' Paolo Ghini è pronto al via per il Motoclub Giallo. Per concludere la sua prova
in pista Matteo Pavoni. Lorenzo Macoritto con il 2.51 lo seguirà presto. Ha concluso la sua prova Gianmarco Menin 4.20.18. Ora con i due vittime fatevi suggerire dai vostri tre con il 217 taglia il traguardo Emanuele Marchi 4.21.19. In pista il numero 220 Andrea Mussini BMX in sella KTM 2,5 2 tempi per la classe e 2 senior. Daniele Sorato ha concluso in 5.03, mentre Simone Orfei numero 215 in 4.22, Andrea Verona, Alberto Capoferri, Carlo Augusto Cabini, Claudio Spanu, Gerardo Raimondo, Alfonso Zoccola e Andrea Mussini. ...172 è pronto a partire per il suo giro. Con il numero 220 Andrea Mussini 4.32.17. In conclusione sono stati registrati dagli stessi piloti di questa mattina. Le 27 devi andare dentro. Nino, l'ultimo giro pensi che da dove sei passato non ci passi più. Via. Vai.